Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Bene, come potete ben vedere ci troviamo proprio immersi all'interno del nostro splendido paesaggio, precisamente nella regione del Peloponneso, quindi vediamo quello che possiamo fare. Allora, abbiamo incominciato da appena 6 turni, quasi 7, la nostra campagna con la Macedonia, bene, e ci troviamo già nei guai, quindi vediamo un pochino di ricapitolare quello che è accaduto negli scorsi turni, negli scorsi anni. Atene, la cittadina che abbiamo a un paio di miglia a sud, ha dichiarato appunto guerra alla nostra fazione, inviando immediatamente i nemici di Circe proprio nei pressi della nostra costa. Sicuramente era uno stato cliente il quale aveva giurato fedeltà appunto alla nostra fazione, quindi sicuramente è stato un atto poco onorevole. Intanto i figli di Rea si ritrovano intorno al perimetro della città di Atene e per adesso non sono un problema, però attenzione alla flotta nemica che si sta avvicinando. Come mi avete fatto ben notare, ho speso abbastanza soldi nel reclutamento di un equipaggio sufficiente per la difesa delle nostre acque, dei nostri mari, ovviamente vicino alla città di Pella, e proprio per questo i mercenari hanno assunto grandi quantità d'oro, però era l'unica idea che mi era venuta in mente per salvaguardare le nostre coste. Comunque stiamo per costruire un pescivendolo, come potete ben vedere. Clicca col tasto sinistro per rimuovere un edificio dalla coda, clicca col tasto destro per ulteriori informazioni. Allora, invece a Pulpudeva cosa sta succedendo? Abbiamo edificato un alloggio per i viaggiatori. Dando un'occhiata alla nostra sezione del commercio e finanze, possiamo notare in Tracia un umore abbastanza positivo, mentre nella nostra sezione di Pella, vediamo come va l'ordine pubblico, sicuramente anch'esso buono. Vediamo un pochettino la mappa conquista. Allora, in Tracia e in Macedonia, credo che in Macedonia la situazione vada abbastanza bene per quanto riguarda l'ordine pubblico, 13 punti in più. Allora, io avevo intenzione ragazzi di aumentare un attimino il carico fiscale, vediamo un po' quello che succede. Allora, ok, a Pella nuovamente la situazione è stabile, e se aumentassi ancora un po' di più, quindi molto alto, cosa accadrebbe se facessi questo? Allora, la situazione rimarrebbe ancora stabile se decidessi di intraprendere questa strada, però ci darebbe ottime opportunità di ristoro per quanto riguarda la nostra sezione economica, quindi vediamo un po' di rimanere in questo ambito. Allora, come potete vedere abbiamo i vincitori di Ubrauco qui appunto all'interno della nostra cittadina di Pella, che sicuramente sono molto ben equipaggiati rispetto alla truppa che si ritrova a nord. Quindi io intanto avevo intenzione di difendere la nostra flotta. Abbiamo, guardate un pochettino, 4 navi di schermagliatori, più che diciamo 4 unità di schermagliatori base, poiché sono i principali macedoni, e in seguito 2 mercenari schermagliatori più un'unica unità leggera da combattimento ravvicinato, ma noi non sappiamo cosa nascondono i nemici di Circe. Abbiamo 7 navi, quindi 3 in meno degli avversari, sicuramente saranno molto più abili dei nostri uomini. Io direi di rientrare in porto con questa unità per cercare di assumere meglio il controllo dell'incontro in mare, magari anche dell'assedio. Purtroppo io non pensavo di essere braccato così dagli avversari, quindi mi sono concentrato più su una ricerca civile. Come avete visto abbiamo già ricercato la nostra bonifica della terra, che non è un male, però dico, abbiamo costruito la periferia, il pescivendolo, soldi che potevano essere utilizzati in maniera diversa, addirittura l'alloggio per i viaggiatori, soldi che potevano essere utilizzati come hanno fatto i nostri alleati nemici, chiamiamoli così, come per quanto riguarda Atene, per creare un esercito e dichiararci guerra. Quindi ragazzi siamo un po' nei guai. Intanto io direi, il volere di Andraste qui a nord è un po' a corto di uomini. Se dovessi reclutare delle unità, recluterei solo delle milizie oplitiche al costo di 300. Abbiamo quindi 430 nel prossimo turno, 566 in tasca. Se reclutassi dei mercenari andrei a perdere qualcosa però, perché potete vedere che costano di più, ma sono sicuramente più abili, quindi sicuramente non ne posso reclutare più poiché ci mancano i soldi. Allora io recluterei un'altra unità ragazzi di mercenari qui nel nord, è l'unica opportunità per salvaguardare il nostro interesse. Ok, e per adesso ovviamente l'economia è instabile. Ovviamente me l'avete fatto notare, però è l'unica cosa che per adesso posso fare per cercare di capire quello che... per cercare di salvaguardare ovviamente i nostri confini. Avanziamo con la nostra spia Alessandra intanto nel territorio ateniese. Qui addirittura ritroviamo il territorio dell'Epiro. E attenzione, intanto un esercito spartano purtroppo ci ha dichiarato guerra. Ha rifiutato di partecipare alla guerra con Atene. Avete visto, Sparta sicuramente è arrabbiata con noi e non siamo più alleati, però i triballi nel nord a quanto pare sono abbastanza amichevoli. Potete vedere che forse un accordo commerciale... dannazione, più che un accordo commerciale io direi...
Maledizione, ancora le trattative sono negative. Vediamo invece con i nostri RDA qui a nord. Un accordo commerciale potrebbe essere comodo. Vediamo un pochettino. Hanno accettato la nostra offerta. Forse riusciamo a guadagnare magari qualche soldino in più con questo nuovo trattato commerciale. Ma più di avere qualche soldo in più, vorrei raggiungere delle relazioni abbastanza positive con questa fazione. Quindi ragazzi, dobbiamo necessariamente passare il turno e attendere il prossimo anno. Mi dispiace di aver, come dire, cioè non sapevo che nella campagna leggendaria non c'era la possibilità di salvare quando ovviamente si poteva. Attenzione, intanto altre unità egiziane devono essere quelle, o ateniesi. Adesso vedremo di dare un'occhiata. Credevo che fossero ateniesi, maledizione. Adesso vediamo di analizzare molto bene. Comunque, come vi dicevo, sicuramente la possibilità di non poter salvare è qualcosa che ci limita. Però intanto un insediamento sotto assedio. Allora, queste sono unità di Atene. Perfetto, avevo visto bene. Intanto rifornimenti organizzati. Il volere di Andraste ha reclutato degli uomini. Hanno scoperto il nostro agente. Missione assegnata: sconfiggi il seguente esercito e ci daranno sicuramente gesta ispirata, ordine pubblico in tutte le province e tesoreria. Allora, ci stanno assaltando, ragazzi, come potete ben vedere. Le unità nemiche sono proprio pronte a distruggerci. Con le nostre unità purtroppo non possiamo reclutare più nulla. Queste unità ateniesi ci stanno per braccare e quindi con questo esercito possiamo rimanere per adesso da queste parti. Allora, con la nostra grande spia avanzeremo verso Atene e cercheremo di capire quello che sta succedendo proprio qui in basso. Allora, a quanto pare gli avversari sono proprio circondati da Sparta e stanno cercando di espandersi verso nord. Intanto i barbari, potete vedere, i Carnix ululanti contano circa, vediamo un po', un migliaio circa di uomini. E potete vedere che adesso dobbiamo fare qualcosa. Intanto proviamo a ricercare la nostra sezione dell'insediamento militare per avere sicuramente un campo di battaglia degli schermagliatori. Allora, questa è sicuramente una battaglia molto pericolosa. Abbiamo perso già parecchi uomini per essere stati ovviamente assediati. Se attaccassi in questa maniera, ovviamente, vediamo un pochettino cosa accadrebbe. Allora, questa deve essere appunto una battaglia in campo aperto, se non sbaglio. Stai attaccando Tylis, quindi se dovessi effettuare una battaglia, ecco, combatterei sulla prateria. Invece io declino l'attacco e rimango dentro. L'unica cosa che possiamo fare, ragazzi. Allora, vediamo di rimanere qui dentro. Le nostre unità, i vincitori di Ubrauco che si ritrovano qui, cosa possono fare per dare una mano? Allora, se dovessi spostarli, Atene mi conquisterebbe tutto, però, maledizione. Allora, qui possiamo reclutare qualcosa. Qualcuno di voi mi ha detto di creare magari un generale, un esercito per spostare le nostre unità. Allora, vediamo un pochettino. Possiamo reclutare mercenari, però, se non sbaglio. Vediamo un pochettino. Unità base, qualche mercenario è possibile reclutarlo, ma non di grandi abilità. Quindi intanto io devo cercare di attuare questa politica. Allora, vediamo di creare, ragazzi, un nuovo esercito proprio qui. Allora, un nuovo esercito sotto questo generale, il quale non ha appunto nessun costo. Perfetto. Un portatore di scudo, lo reclutiamo e cerchiamo di spostare. Purtroppo perfetto, ha del movimento libero. Porteremo delle unità importanti come un paio di frombolieri, un paio di lancieri. Sì, credo che possano bastare. Anzi, più che altro, invece di questi lancieri, un'unità di cavalleria. Li sposteremo da questa parte. Allora, 1, 2, avevo detto 3 e... facciamo 4, va bene, dei giavellottisti. Allora, eccoli qua. Con la nostra modalità marcia forzata forse riusciremo ad arrivare proprio nei pressi della nostra città per dare una mano. Allora, eccoci arrivati. Nel prossimo turno saremo in grado di aiutare i nostri uomini. Quindi, ragazzi, contate queste unità più queste altre. Perché ho scelto un'unità di cavalleria? Perché non lo sapete, ma mi sono esercitato molto magari nelle partite personalizzate per contrastare un attacco del genere e forse questa unità di cavalleria ci servirà. Certo, è una cosa davvero molto difficile, però certamente potrebbe essere un'ottima tattica. Da queste parti possiamo reclutare intanto delle unità di frombolieri che sono ottime in aiuto ai nostri uomini che sono rimasti un po' anzi, più che altro aspettiamo e al prossimo turno vediamo di reclutare la milizia oplitica. Allora, passiamo il turno e vediamo quello che accadrà. Avete visto, ragazzi, la situazione è diventata molto complicata. Qualcuno di voi mi ha detto: se riuscissi a battere gli avversari durante questi turni, davvero ti farò 3 righe di applausi. Infatti, amico mio, è molto complicato. Non me lo aspettavo che a questa modalità leggendario ci fossero tutte queste nazioni così arrabbiate con noi, forse perché le abbiamo conquistate con i nostri vicini e quindi adesso si sono scagliati tutti su di noi. Intanto hanno scoperto la nostra gente e il rapporto di logoramento. Stanno cadendo degli uomini appunto nei pressi della nostra zona principale. Allora, vediamo un pochettino. Abbiamo reclutato, abbiamo ottime possibilità adesso di attacco, credo. Ok, i nostri uomini stanno continuando a resistere.
come potete ben vedere. Trasferiamo, se possiamo, questi uomini proprio da questa parte. Possiamo portarli all'interno della nostra zona. Vediamo un po', forse sono proprio braccati. Allora, vediamo un pochino quello che possiamo fare. Intanto, qui in basso, io direi con i vincitori di Ubrauco, guardate un pochettino della grande flotta nemica che si sta avvicinando. Quindi vediamo un attimino di attendere e con questi uomini di fare qualcosa, per esempio di cercare... ecco, potete vedere che l'assedio ci sta mandando davvero a pezzi. Dobbiamo riuscire, ragazzi, ad eliminarli in qualche modo. Vediamo se possiamo magari attaccarli da questa parte, per cercare quindi di sconfiggerli. Potete vedere che gli avversari contano però di 1620 uomini contro appunto una... vediamo un pochettino, 1500 e tanti uomini, compresi appunto gli uomini della folla. Dobbiamo, ragazzi, tentare una battaglia del genere per eliminare gli avversari. Sicuramente abbiamo ottime capacità in combattimento per quanto riguarda la nostra abilità dei nostri uomini, ovvero la formazione a falange macedone. Avete visto la grande quantità di barbari che è presente all'interno dello schieramento nemico. Sicuramente questa è una battaglia molto complicata, perché davvero, ragazzi, l'ho detto sempre ma non si è mai avverato, in tutte le battaglie che abbiamo combattuto si celava il tramonto o l'ascesa del nostro impero. Qui davvero, se davvero non vinciamo questa battaglia e otteniamo una sconfitta davvero decisiva, ci saranno davvero grossi problemi per fronteggiare anche gli ateniesi, perché purtroppo ci hanno attaccato in due, da una parte e dall'altra, dal frontone est e dal frontone ovest. Quindi davvero dobbiamo riuscire a dare del nostro... E benvenuti, ragazzi, all'interno del nostro campo di battaglia. Come potete ben vedere, le nostre unità sono state posizionate proprio nei pressi della nostra linea di attacco, la nostra linea di arrivo dei rinforzi. Allora, visto che stiamo utilizzando un esercito molto particolare, ovvero principalmente composto da unità di picchieri, opliti, addirittura poche unità di giavellottisti o addirittura frombolieri, quindi poche unità da tiro, questo meteo, queste condizioni meteorologiche ci serviranno molto, proprio perché gli avversari avranno meno portata e meno precisione, quindi meno vittime all'interno del nostro schieramento. Allora, il nostro generale lo posizioneremo qui indietro, i nostri giavellottisti dietro le nostre unità principali di attacco, e le nostre cavallerie per adesso le posizioneremo qui proprio nella selva oscura per analizzare la situazione. Allora, cerchiamo di collocare tutte queste unità sotto un unico gruppo e attendere quindi il nemico che starà arrivando. Attenzione che non è disponibile probabilmente neanche la mappa dell'osservazione. Vediamo se è vero. Allora, non puoi usare la mappa delle tattiche perché l'impostazione del realismo di battaglia è attivata. Attenzione, ragazzi, proprio stiamo utilizzando una particolare caratteristica che ci renderà la battaglia molto più intensa. Ed ecco che arrivano anche tutti gli altri opliti. Addirittura la plebe è uscita dalla città. Questa cavalleria verrà inviata qui in alto. Allora, ragazzi, scusate se in questa battaglia non commenterò molto, ma dovrò concentrarmi molto per riuscire a sconfiggere gli avversari. Allora, attenzione, gli opliti. Eccoli. 3, 4. Vediamo di collocarli tutti secondo questo frontone. Perfetto. Come mi avete consigliato, la falange oplitica andrà a essere collocata nella sezione principale del nostro esercito, ovvero la prima linea, i nostri frombolieri, grandi uomini da attacco, eccoli qui. La plebe, ragazzi, la plebe vediamo di utilizzarla nella maniera più consona, ovvero non come carne da macello, bensì come truppa di aggiramento, magari per colpire alle spalle, perché davvero sono sempre 190 uomini, altri 90, e possono essere molto utili magari attaccando dalle retrovie, perché se li mandiamo in prima linea, ragazzi, la loro utilità scenderà sotto lo zero, perché praticamente scapperanno come galline rincorse da qualcuno. Quindi sicuramente dobbiamo utilizzarli in altro modo, non come carne da macello, bensì come unità d'aggiramento, anche se non sono molto forti. Ma forse l'avversario, vedendosi addosso tutti questi uomini, cambierà idea di attaccarci. Ecco i nostri frombolieri che stanno arrivando. Non abbiamo un esercito davvero molto scarso, ragazzi, abbiamo le opportunità di vittoria, quindi devo solo concentrarmi e sconfiggere questi inutili barbari. Ovviamente le nostre possibilità sono remote, visto che abbiamo un numero inferiore agli avversari, però cercherò di fare del mio meglio. Abbiamo anche degli ottimi... Devo sicuramente creare una specie di formazione utile a noi, quindi attendiamo qualche attimo. Mandiamo in avan scoperta le nostre cavallerie, visto che ci siamo. Cavallerie molto importanti. Eccoci qua, ragazzi, veramente battaglia decisiva. Allora, cerchiamo di organizzare tutta la nostra formazione. Stanno arrivando i nostri ragazzoni. Ok, sono ancora nascosti nell'ombra.
quindi vediamo un pochettino. Io prima cercherò di organizzare la formazione e poi tenterò di avanzare. Allora, ecco che stanno appunto ottenendo la loro postazione iniziale. Allora, vediamo un po', ragazzi, continuate a procedere. La nostra plebe la terremo, ragazzi, sempre sul frontone est, in modo tale da riuscire ad aggirare gli avversari in qualche modo, visto che non vedo altra utilità per gli uomini che hanno imbracciato le armi accanto ai loro concittadini per far fronte a questa causa. Quindi attenzione, collochiamo questi uomini proprio nella selva, così, va bene, un gruppo abbastanza consono e uniforme, benissimo. Allora, abbiamo detto che in prima linea collocheremo la nostra grande falange macedone, se così possiamo dire. Eccola qui, più che altro non sono uomini non sono uomini addestrati nel vero e proprio modo, bensì sono delle milizie, quindi sicuramente uomini volontari, credo. Attenzione che dobbiamo posizionare adesso anche ai lati, ovviamente, i nostri grandi opliti. Un'unità qui sulla sinistra, un'altra unità qui sulla destra. Perché questo? Perché andremo a posizionare anche i nostri frombolieri, eccoli qua dove sono, eccoli i nostri frombolieri proprio da queste parti. Io li posizionerei qui, leviamo la schermaglia, un'altra unità appunto qui, eccoci qua, guardiamo sempre qui perché ci possono attaccare, via schermaglia, un'altra unità di frombolieri e di pelasti, giavellottisti, eccoli qua, nelle retrovie per dare aiuto, una linea bella retta, perfetto. E questi pelasti, che giavellottisti, li invieremo qua dietro per dare ancora supporto. Queste unità sfonderanno, almeno tenteranno di farlo. Il nostro generale nelle retrovie, portatore con scudo. Ok, la cavalleria sta ancora osservando. Avanziamo, usciamo allo scoperto, vediamo dove sono gli avversari. Senza la visuale siamo fregati, quindi attenzione. La plebe nascosta qui nell'ombra, un altro gruppo. La nostra cavalleria in avanscoperta dovrà vedere un pochettino dove si nasconde i nemici, visto che la mappa non è disponibile. Avanziamo da questa parte a passo d'uomo e la truppa ha raggiunto il suo obiettivo. Ragazzi, qui inizia la battaglia, si inizia un po' a ballare, quindi unico gruppo per i nostri uomini e avanziamo. Perfetto, si avanza con la nostra grande unità passeggiando, perché dobbiamo evitare di perdere troppo fiato con questa altra cavalleria. Le cavallerie, ragazzi, ci faranno vincere se le sappiamo usare, quindi attenzione. La plebe vediamo di mandarla in avanti, o addirittura la plebe possiamo tenerla qui come esca, se davvero ci riesce questa nostra tattica. Non vorrei sacrificare le cavallerie, ecco perché non le voglio mandare troppo in avanti. La mappa è davvero vastissima, forse da quell'altura riusciremo a vedere qualcosa. Intanto si procede, battaglia, ragazzi, molto intensa, perché sicuramente le nostre unità ci stanno mettendo il cuore. Avete visto la folla come è uscita dalla propria casa. Attenzione con queste altre unità in avanscoperta, ancora occultate, quindi sicuramente non si ha visuale piena del nemico. Vediamo un po', eccoci, stiamo ancora avanzando, perfetto ragazzi miei, continuate a procedere passeggiando, la plebe è ancora nascosta, ancora un pochettino in avanti. Davvero, ragazzi, una campagna così molto complicata, neanche senza l'utilizzo della mappa. Vediamo se possiamo procedere, non lo sapevo davvero. Vediamo se possiamo scendere dalla montagna, non credo che saranno appunto da queste parti, sarebbe davvero strano, però possiamo scendere di qui, vediamo un pochettino. Eccoci, stiamo ancora avanzando, ragazzi. Scusate questi attimi un pochettino pre-battaglia, ma sono importantissimi. Ok, stiamo procedendo. Qui la nostra linea è pronta. Non ci muoviamo in falange oplitica, altrimenti saremmo troppo lenti. Eccoci, ma dove sono le unità nascoste del nemico? Mettiamoci qui, con questi. Ok, forse qui abbiamo ottima opportunità. Schiaccia, è una modalità per aumentare la carica, a discapito della fatica. Avanziamo, avanziamo, avanziamo. Attenzione, la plebe è ancora qui nascosta. Vediamo se riesce. Siamo visibili? Ah, ancora no. Dobbiamo entrare all'interno della selva della distruzione. Non credo, molto utili, ma ne rallentano i movimenti. Non so davvero, ragazzi, se stiamo andando nel punto giusto. Vediamo un po'. E ovviamente siamo noi gli attaccanti, perché siamo usciti dalla cittadina. Però dobbiamo necessariamente dare un'occhiata. Attenzione, le nostre unità sono pronte, ragazzi. Avete visto come sono posizionate? È una posizione perfetta. Le cavallerie però non voglio perdere. Attenzione, proviamo a entrare, ragazzi, nella selva oscura. Vediamo quello che si nasconde. I nostri uomini con passo accelerato. Vediamo un po' la plebe su questo frontone. Vediamo se può fare del suo meglio. Sono uomini già semidistrutti dopo l'assedio. Vediamo, vediamo, vediamo. Le cavallerie ancora qui nascoste.
Non si sente un bel niente, ragazzi, solo qualche rumorino di fondo. Sarà il vento sulle armature dei nostri uomini. E ancora si procede in avanti all'interno della selva. Le nostre unità entrano, si addentrano proprio nella selva. È proprio la nebbia quella che ci permette di essere sempre nascosti. Attenzione, ancora le nostre unità avanzano verso l'altra zona. Non si vedono accidenti. Questa è la zona completamente, come dire, cioè le unità nemiche sicuramente non sono da questa parte. Quindi attenzione. Nostre cavallerie pronte, devono essere appunto dall'altra parte gli uomini nemici, appunto proprio verso questo frontone. Attenzione, intanto ancora noi stiamo procedendo nella selva oscura. Mi sa che non c'è appunto un bel niente. Attenzione, nostre cavallerie stanno tentando di fare del loro meglio, ma gli avversari appunto non si notano nella nostra sezione. Avanziamo. Eccoci. E niente ragazzi, a quanto pare ancora nulla. Quindi sicuramente dobbiamo procedere verso nord con tutto il nostro esercito. Dobbiamo marciare, però evitiamo di camminare in maniera molto veloce. Quindi proviamo a metterci su questo lato, che è la nostra plebe. Vediamo di spostarla da questa parte, sempre camminando. Le nostre cavallerie da questa parte, sempre camminando. E aumentiamo un attimino la velocità per vedere quello che accade. Attenzione, quindi avete visto ragazzi, qua termina appunto la nostra mappa e non c'è l'opportunità di vedere nulla. Quindi sicuramente si nasconderanno da queste parti. Mamma mia, mai ho combattuto ragazzi una battaglia così strana. Ecco appunto la nostra plebe tenta di avanzare. Magari se le nostre cavallerie riuscissero a ottenere qualche informazione in più in tutta questa nebbia. Attenzione, vediamo se riusciamo a salire qua su. Ho l'impressione che sono qua sopra. Attenzione, eccoci. Eccoci. Eccoci ragazzi, attenzione, eccoci finalmente, gli avversari avanzano, si stanno spostando, scusate se siamo arrivati così all'improvviso. Attenzione, eccoci arrivati, ole, eccoli finalmente alla nostra vista. Allora avanziamo, attenzione, eccoli proprio nascosti nell'ombra, non ero riuscito neanche a vederli. Vediamo se possiamo finalmente raggiungere i nostri uomini. Allora, le nostre unità principali, eccole qui. Allora, ho avanzato con le nostre unità per cercare quindi aiuto, magari anche scoprire dove erano i nemici. E finalmente, dopo tanto, eccoli finalmente qui. Vediamo se con le nostre cavallerie possiamo fuggire, perché le avevo mandate in avanscoperta, ma a quanto pare si stanno fronteggiando con l'esercito avversario che procede. Eccoli appunto frombolieri celti, eccoli tutti quanti che stanno procedendo. Allora la nostra falange è pronta ragazzi, stanno appunto per procedere anche i nemici. Eccoli qua, con dei cavalieri nobili. La nostra plebe teniamola per adesso vicino all'esercito, perché non vorrei che la distruggessero. Allora, scusate per appunto essermi catapultato così velocemente nella nostra battaglia, però appunto li ho visti proprio in questo attimo. Ho fatto marciare le nostre unità non so per quanto tempo. Ed eccole qui, finalmente, le unità nemiche che stanno procedendo appunto verso la nostra cavalleria, che a quanto pare è ancora nascosta. Vediamo di tenerla appunto qui, perfetto. Allora, ecco che procedono in avanti contro la nostra plebe. Vediamo di nasconderla. Attenzione ancora, eccoli, eccoli, vediamo di velocizzarli. Attenzione, avanziamo con i nostri opliti. Attenzione, la falange macedone è pronta. La falange è pronta, attenzione, inizia a bersagliare. Attenzione, i nostri opliti. Oh, attenzione, 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 attenzione. Avanzamento veloce, falange attiva. E attenzione, si scontrano immediatamente. La nostra plebe un po', come dire, l'abbiamo utilizzata come rimedio per bloccare i nemici. Attenzione, pelasti, traci, mercenari che avanzano contro una falange macedone attiva. Attenzione, ancora attiva. Gli avversari tentano di fuggire, i nostri uomini tornano indietro. Attenzione, sta iniziando già il contatto diretto. I nostri frombolieri forse inizieranno al più presto a combattere. Ecco che appunto stanno per scontrarsi. Vediamo di continuare da questa parte e salvaguardare appunto i nostri uomini. Attenzione, la plebe è nascosta qui vicino. Ancora continuano i nostri uomini a tentare un assalto. Vediamo se si può procedere da questa parte. Mamma mia, inizia l'attacco. I nostri opliti contro i guerrieri traci. Eccoli, le nostre cavallerie adesso devono agire per riuscire a rompere. Attenzione, forse riescono a passare. La cavalleria leggermente scossa contro la nostra plebe. Attenzione, forse questa unità riesce a girare dall'altra parte. Avanti, avanti ragazzi, vediamo se possiamo procedere. Dobbiamo levare la modalità schermaglia come al solito. Avanti, ancora si procede, avanzamento veloce. Il nostro generale attiva la modalità per disarmare gli avversari. Attenzione, una milizia oplitica viene colpita dagli avversari. Ancora le nostre cavallerie, attenzione, bonus di carica. Si avanza, i nostri frombolieri ancora continuano. Attenzione, altre unità da questa parte tentano l'assalto. Questi uomini, vediamo se possono dare aiuto. Ecco che le cavallerie penetrano nelle difese nemiche per eliminarli. Attenzione,
La nostra plebe è riuscita a fare del suo meglio. Ancora procedono. Vediamo da questa parte. Niente. Dobbiamo riuscire a sconfiggerli. Attenzione, finalmente la cavalleria e il generale. Attenzione, altri frombolieri fanno fuoco. Dobbiamo colpirli qui alle retrovie. Attenzione, eliminarli tutti quanti. Avanti. Eccoli. Attenzione, altre unità di come dire, di opliti avanzano. Vediamo se possiamo colpirli immediatamente. Avanti ancora. La nostra falange però non sta reggendo. Attenzione, infatti il nostro generale dovrà intervenire immediatamente. Vediamo un pochettino se qui nelle retrovie riusciamo a fare qualcosa. Dobbiamo colpirli qua dietro immediatamente. Dobbiamo colpirli alle spalle. Attenzione, ancora avanzano le nostre cavallerie. Eccole che attaccano immediatamente. Attenzione, vanno appunto nelle retrovie e tentano ancora l'attacco. Mamma mia, il nostro generale, eccolo che interviene per salvare i nostri frombolieri. Attenzione, ecco addirittura anche la nostra plebe nelle retrovie. Vediamo se con questi uomini possiamo attaccare da questa parte. Attenzione, abbiamo utilizzato tutte le munizioni. Chi è che ha usato tutte le munizioni? Attenzione, anche da questa parte gli avversari, non lo so, forse stanno cedendo anche i nostri uomini. Il nostro generale sta combattendo. Mamma mia, vediamo un pochettino da queste parti. Altre unità che hanno esaurito tutte le munizioni. E ancora si continua con la nostra modalità attiva, ragazzi, sto dando il massimo. Attenzione, le nostre cavallerie devono uscire dalla mischia e riuscire a fare un'altra bella carica. Ancora continuano i nostri frombolieri a attaccare i frombolieri nemici. Attenzione, gli opliti ancora combattono. Regolarità attiva per i nostri uomini. Forse riusciamo a fare del nostro meglio. E ancora si cerca di intimidire le truppe nemiche. E ancora, mamma mia. Eccoli appunto nelle retrovie. Si cerca di andare contro i nemici con le nostre grandi cavallerie. Vediamo se possiamo eliminarli. Ancora non è finita, ragazzi. Gli avversari stanno scappando, ma non è finita. Abbiamo sacrificato tante vite dei nostri uomini. Ancora si continua. Le cavallerie tentano di fare del loro meglio per eliminare questi maledetti che tentano appunto di fuggire. Vediamo un pochettino i nostri uomini contro questi guerrieri traci dei miei stivali. Ancora si scende qua sotto. Vediamo se possiamo. La nostra cavalleria non la dobbiamo perdere. E ancora si va in avanti. Attenzione, mamma mia, prima battaglia combattuta a modalità leggenda. Mamma mia, davvero sudore che gronda dalla fronte. Attenzione con questa unità. Vediamo se possiamo sbaragliare gli avversari. Purtroppo le nostre unità di cavallerie sono state frantumate dagli avversari. Ma ancora, attenzione, si insegue il nemico errante per il campo di battaglia. Continuano i nostri uomini a focalizzarsi sugli avversari. Continuano e gli macedoni vincono. Gli eredi di Alessandro, signori. Mamma mia, la vittoria in tasca da parte delle truppe di Alessandro Magno, che riescono a ottenere un'ottima vittoria contrastando gli avversari, inseguendoli fino all'ultimo, perché ci hanno dichiarato guerra senza nessun motivo e infatti verranno sbaragliati dalle truppe del grande Macedone. E ancora continuano le nostre cavallerie a inseguirli fino all'ultimo, lanciando fino all'ultima pietra sulla testa di questi maledetti. Avanti, facciamoli a pezzi, non dobbiamo far tornare nessuno a casa. Stanno cercando di squagliarsela tra le foglie, ma non le faremo tornare a casa. No, signore, se non morti. E ancora si continua anche a bersagliare. Abbiamo salvato una buona quantità di unità che con il tempo verranno organizzate nuovamente. Avete visto la nostra falange macedone come ha retto quanto ha potuto di fronte a una grande quantità di unità nemiche, ma davvero, ragazzi, in modalità leggendaria, molto complicata. Avete visto, non so infatti neanche io come ho fatto, perché prima battaglia davvero in queste condizioni a cercare per la mappa gli avversari. Infatti mi dispiace di non aver iniziato subito, però non li vedevo gli avversari, appunto mi sono sfuggiti dalle mani. Però alla fine siamo riusciti a dargli molto fastidio e si uccidono gli ultimi uomini che potrebbero darci fastidio in una successiva battaglia. I guerrieri traci ormai distrutti dai nostri uomini, che con un ottimo attacco li hanno appunto fatti a pezzettini. Però davvero ci sono stati, davvero la cavalleria adesso è importantissima. Se nella modalità normale non serviva molto, adesso le unità di cavalleria sono davvero fondamentali. Ovvero nella modalità normale le nostre unità avevano un morale così solido e un'abilità nel corpo a corpo così solida che frantumavano anche i palazzi che si erigevano davanti a loro. Quindi davvero adesso la cavalleria servirà. Si nota appunto gli schermagliatori più veloci come ingaggiano i guerrieri traci ormai distrutti e fatti a pezzi. Ma la falange macedone del nostro grande Alessandro inizia a procedere. Il nostro generale appena sfiorato, è quello che ha perso solo 9 uomini, ma la grande potenza elimina i barbari e li manda appunto a quel paese, facendo fuggire appunto la loro armata nei meandri della foresta ormai oscura. Quindi grande battaglia. Il nostro generale lo dobbiamo inquadrare nella maniera cinematografica. Eccolo qua, i nostri uomini alzano le lance al cielo e ci vuole tutta una bella festa dopo questa maestosa battaglia, perché davvero potevamo perdere tutto. Davvero questa è stata la prima battaglia dove ho rischiato tanto ed è stata la prima battaglia della nuova campagna. Non so, ragazzi, quanto
sopravviverò in questa nuova campagna. Abbiamo vinto solo perché, grazie all'aiuto di qualcuno di voi che mi ha suggerito di smistare gli eserciti, ho portato le cavallerie, altrimenti non avremmo ottenuto la vittoria, perché le nostre cavallerie sono state fondamentali nell'allontanare le unità, perché stavano vincendo, nonostante noi avevamo gli opliti abbastanza abili nel combattimento. Gli avversari riuscivano a tenere perché i barbari, sapete, compensano con la loro struttura fisica molto possente, quindi anche se li beccavamo a 3-4 colpi di lancia continuavano a resistere. Comunque vittoria di misura, purtroppo non eroica, il nemico è sconfitto, però abbiamo ucciso 1325 uomini, quindi attenzione, gliene rimangono solo, un conto rapido, circa 300, 200 qualcosa, però guardate come si sono ridotti, cioè non hanno più nulla da prendere. Sicuramente è stata una grande vittoria, 26 minuti di battaglia, cioè una buona parte l'ho giocata girando per la mappa, però adesso ho capito come funziona. Però davvero noi ci troviamo adesso in difficoltà perché abbiamo impostato la nostra campagna in maniera più economica che militare all'inizio, ma adesso ci sono arrivati 500 soldini nelle nostre casse e andatevene via dalla nostra città, è nostra, andatevene e non rompete più le scatole. Per adesso ragazzi festeggiamo un attimino, anche se poi ce la conquisteranno credo, e tutti i prigionieri verranno uccisi, o no? Nessuno dovrà sopravvivere. Quanti ne abbiamo catturati? 227. Schiavizza invece, manda i prigionieri in tutto il tuo impero dove aiuteranno l'economia. Attenzione, troppi schiavi. Beh, è la prima volta che li schiavizziamo, li rendiamo proprio in catene per farli morire nelle prigioni per averci attaccato. E il nostro grande Demetrio Calo, grande, eccolo qui,